Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro Ciriola Verace 700 grammi a €1. Detersivo felce azzurra Mon Amour Fresh Blue 26 lavaggi a €3. Pasta Cellino 500 grammi a 50 centesimi. Birra Icnusa Ambra Limpida 45 cl a €1. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te, 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomero 1 dietro Banca Intesa Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate al secondo appuntamento la mattina con Stella Ricecche con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Nasce la provincia Ogliastra, la determinazione del anche se tra diversi colori politici in squadra. Per il momento ci sono, la rinata provincia Ogliastra riparte con non poche grane da sbrogliare, l'ha detto ieri con parole chiare, senza fronzoli, il neopresidente Alessio Seoni nel giorno dell'insediamento nella sede di via Mameli a Tortolì. Al primo consiglio provinciale dopo la proclamazione degli eletti e dopo aver prestato giuramento con non poca emozione, ma sentiamo proprio dalle sue parole del presidente Seoni. Mandiamo il servizio. A tutti. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto. Mi fa un enorme piacere avere in questa assemblea il presidente Carter e il presidente Piglia. Ripartiamo da... sindaci e tanti altri amministratori e cittadini. Benvenuti in questo luogo angusto e spugno, però fortemente simbolico, che ha visto nascere e crescere le legittime aspirazioni del territorio dell'Ogliastra. In questo luogo dove gli ogliastrini, io ne sono stato buon testimone per via delle funzioni dall'epoca volgevo in seno alla provincia, dove le relazioni si sono incontrati e scontrati, però si sono sempre riconosciuti come facenti parte di un territorio unico, pur nelle sue diversità, meritevole di riconoscimento politico e istituzionale. In quella prima fase direi addirittura ansioso di dimostrare a se stesso, prima che ad altri, la propria identità. Quell'esperienza si è interrotta
per la visione, a mio giudizio, miope della politica, quella politica fatta di soli numeri, cagliaricentrica, romanocentrica, come si fa dire. Una visione però senza anima e senza progetto. Da qui riprendiamo e da qui l'Ogliastra intende ripartire. E le domande che ci poniamo sono come ripartire e per andare dove. Sono persuaso che dopo 15 anni di vuoto, di tempo perso e di occasioni sprecate, di risparmi effimeri, abbiamo la possibilità di ricostruire. È un'occasione storica che non va sprecata. La mia è stata una candidatura assolutamente non cercata. C'è stata una richiesta di disponibilità da parte di molti colleghi, con la richiesta di una lista per quanto più possibile unitaria, attesa soprattutto la fase di avvio del nuovo ente, che già si annunciava particolarmente tecnica, oltre che politica. Abbiamo provato a costruire una lista territoriale che tiene conto della diversità territoriali e che naturalmente incontra le diversità politiche dei candidati e dei consiglieri. Ci sono state sollecitazioni politiche che sottolineavano la necessità di rappresentare le normali dinamiche politiche e gli attuali schieramenti. Allora il territorio dell'Ogliastra ha deciso in autonomia per una sostanziale unità, col convincimento che l'Ogliastra Unita possa far sentire più e meglio la sua voce in tutte le sedi politiche e istituzionali. Ecco, abbiamo sentito le parole del presidente Seudoni nel discorso che ha tenuto ieri nel giorno dell'insediamento nella sede della provincia Ogliastra. Ha parlato anche di come ripartire per andare dove dopo 15 anni di tempo, occasioni sprecate, risparmi effimeri. Ha parlato di occasione storica ma anche di sfide ardue. L'Ogliastra ha a disposizione 40 milioni di opere pubbliche, somme ancora vincolate al bilancio della provincia di Nuoro, risorse per 21 milioni ferme in cassa e mai trasferite. Poi ha parlato di carenza di personale, un rinato ente che corre il rischio di una morte in culla, ma ha parlato anche di determinazione feroce, quella con cui ha iniziato il dialogo con Nuoro, fermo ma collaborativo. Abbiamo avviato le prime interlocuzioni, stiamo cominciando a sbloccare il passaggio dei fondi PNRR. Ha parlato di ambiente, scuola e sanità e soprattutto di unità. Ha preso parola anche il vicepresidente della provincia Ogliastra, Carlo Lai, che ha detto la ricostituzione della provincia non è solo un atto amministrativo ma un riconoscimento della storia, dell'identità di un territorio che ha sempre cercato di far sentire la propria voce. Abbiamo una straordinaria opportunità e il dovere di costruire un'istituzione vicina alle persone e capace di agire. Si sono seguiti poi gli interventi anche dei vari consiglieri provinciali, infine anche del primo presidente della provincia Ogliastra, Piero Carta. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Lanusei, buone nuove in ambito viabilità perché il comune è destinatario di un finanziamento da parte della protezione civile di 130.000 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di circa 180.000 euro per il piano di manutenzione straordinaria della viabilità rurale. Gli interventi programmati sulla base dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della protezione civile interessano diverse aree del territorio comunale, prevedono il rifacimento del manto stradale, la copertura delle voragini con materiali adeguati, la sistemazione di cunette e fossi. Particolare attenzione, dicono dall'amministrazione comunale, sarà dedicata alle zone in cui sono presenti abitazioni e aziende agricole, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fruibilità quotidiana delle campagne. Questa operazione rappresenta un investimento strategico per la messa in sicurezza e il miglioramento della rete viaria rurale, un'infrastruttura essenziale per la vita e il lavoro di molti cittadini. Ci spostiamo ora a Lozzorai, comune sempre più cardioprotetto, perché è stato installato un nuovo defibrillatore nella piscina di Via Olimpia. Il comune di Lozzorai, grazie alla collaborazione di Giampiero Mocco e del team di Acqua e Sport Lozzorai, ha installato appunto il presidio salvavita nella piscina, che insieme alla palestra rappresenta un vero e proprio polo sportivo d'eccellenza nel cuore del paese. Questo nuovo dispositivo si aggiunge ai defibrillatori già presenti negli impianti sportivi
di Via Olimpia a disposizione delle associazioni sportive locali nella biblioteca della spiaggia Is Rosas, che è stato installato durante la stagione estiva. Nei prossimi mesi sono previsti anche nuovi dispositivi che verranno installati a Tancao e nel centro abitato, con l'obiettivo appunto di rendere tutto il territorio ancora più cardioprotetto. Torniamo su Tortolì. L'Università della Terza Età domani alle 18 si riunisce per un'assemblea pubblica nella sua sede sociale nel corso Umberto 36 e sarà occasione per presentare il nuovo programma annuale delle attività previste per l'anno scolastico 2025-2026. Tante proposte didattiche, artistiche, motorie e ricreative pensate per favorire l'apprendimento, la socialità e la partecipazione attiva. Saranno inoltre fornite tutte le informazioni utili per iscriversi, con la possibilità di aderire quindi alle iniziative. Il calendario scolastico va da ottobre a giugno e prevede 1 o 2 ore di lezioni giornaliere per 5 giorni alla settimana, offrendo così un programma continuativo e strutturato per tutto l'anno. L'Università della Terza Età rappresenta da oltre 20 anni un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità, offrendo occasioni di crescita e incontro. Le attività si svolgono nella sede concessa in uso dal comune di Tortolì a sostegno delle iniziative associative aperte alla cittadinanza. Chiudiamo ora con un evento, ci spostiamo a Barissardo, un fine settimana alla scoperta dei segreti della cucina tradizionale bariese nella suggestiva cornice del centro storico di Barissardo. Show cooking esperienziale, corsi, laboratori, mostre, escursioni e tour guidati alla scoperta del territorio. Torna l'appuntamento con la manifestazione Cosa Bona e Bariesa, l'appuntamento annuale che prevede appunto una serie di show cooking, laboratori, mostre, escursioni e tour guidati. Ospiti speciali dell'edizione 2025, Benedetta Parodi, protagonista dello show cooking che si terrà in piazza della Beata Vergine del Monserrato, e Marina Loi, chef di Barissardo, protagonista di un laboratorio esperienziale sui culurgionis. Insomma, tanti eventi, un ricco programma, quello di questo fine settimana a Barissardo 18 e 19 ottobre per Cosa Bona e Bariesa. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.